Il progetto Tour e Food, frutto di un'iniziativa di Maria Grazia Celella e Tony Rocchetta, mira ad unire le proprie identità alla passione e all'amore per i propri territori, integrando il progetto con una rubrica dalla terra alla tavola. Prima tappa è stata a Licata, dove risiede lo stesso Rocchetta, titolare del marchio Quintessenza ai sapori siciliani. Vediamo i particolari nel servizio. Il progetto Tour e Food nasce dall'idea di Maria Grazia Celella e Tony Rocchetta, titolare del marchio Quintessenza, i sapori siciliani, ed è nato per unire le proprie identità alla passione, all'amore per i propri territori, unendole in un unico progetto, integrandolo con una rubrica dalla terra alla tavola. Lo scopo è quello di voler valorizzare e promuovere inoltre realtà di nicchia, poco note ma non per questo meno importanti, portate in luce direttamente dai luoghi di produzione. Si tratta di un tour tra le eccellenze del territorio nazionale, ideato per il lancio di un turismo esperienziale che mette insieme natura, cultura, enogastronomia e promozione, di iniziative mirate a diffondere una cultura ecologista, nonché tentare di convertire ad uno stile di vita in armonia con l'ambiente e nella difesa del Made in Italy e delle tradizioni agroalimentari. La prima tappa del Tour Food non poteva che partire dalla splendida Sicilia, terra di Tony Rocchetta, che da anni impiega tempo e risorse volte a promuovere le attività economiche e turistiche, valorizzando della natura e l'ambiente, scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani con tour storico-culturali, reintroduzione sul territorio licatese di grani antichi autoctoni perduti. Tony Rocchetta è stato sostenuto in questo progetto dalla Sannita Maria Grazia Celella, anch'essa promotrice e garante di sostenibilità a difesa del Made in Italy. In questa prima tappa inaugurale si è partiti da Licata, una città di mare, di sole e di amore, litorale sabbiosi, suggestive scogliere, ricca di storia, vicoli caratteristici e palazzi nobiliari, dominata dall'alto dei resti del Castel Sant'Angelo. A Licata hanno fatto visita alla storica attività di nonno Bartolomeo, che si occupa di gastronomia tradizionale, maestri dell'arte conserviera dal 1860. Sono poi andati a Palma di Montechiaro e da questo piccolo centro agricolo hanno fatto tappa all'azienda Percia Quartari, produttrice di diverse specialità locali, mandorle, olio, miele. La loro visita si è principalmente concentrata sulle ospiti e protagoniste indiscusse dell'azienda, le apine resicule, in un paesaggio e scenario davvero suggestivo. La loro esperienza enogastronomica è poi passata attraverso Falara, meglio conosciuta come città dell'Agnello Pasquale, addendandosi nel piccolo e ricchissimo aggregato di un parco culturale, il Farm Cultural Park, costituito da 7 cortili che ospitano piccoli palazzi di matrice araba, e successivamente ospiti del micro birrificio agricolo Pitambir, una birra artigianale agricola siciliana che vanta una filiera corta a chilometro zero, autoproducendosi sia orzo che frumento, e successivamente passeranno ad autoprodursi anche il luppolo. Hanno avuto la bellissima ed esclusiva opportunità di far visita a Campobello di Licata, all'azienda Montalbo, avvicinando un animale mitologico, la capra girgentana, degustando dei formaggi unici dal sapore inconfondibili. Sono poi ritornati indietro nel tempo facendo visita al forno Santa Rita a Caltanissetta, sito in un borgo dove il tempo sembra essersi fermato. Tony Rocchetta lo ha scelto anche per la produzione della sua pasta, seme antico, dai suoi grani antichi, affidandosi all'arte magistrale del maestro Maurizio Spinello. Una scommessa, quella di Tony, aperta tempo fa nello scetticismo generale, ma non si è dato per vinto, ha portato avanti con grande sacrificio il suo progetto, autofinanziandosi e mettendo mano concretamente su madre terra.